Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. L'utopia di Cuccagna, il caso della fratta nel Polesine, è stato il tema del convegno internazionale organizzato dal 27 al 29 maggio a Rovigo e a Fratta Polesine, dal Dipartimento di Storia dell'Università di Padova e dall'Associazione Culturale La Minelliana di Rovigo. In tutto 5 sessioni di lavori, distribuite fra l'Accademia dei Concordi di Rovigo e Villa Grimani Molina Vezzù Pignatelli di Fratta Polesine. La prima sessione ha avuto come tema gli spazi ed è stata ospitata all'Accademia dei Concordi, come la seconda, sul tema Erasmo e l'utopismo tra Veneto ed Emilia. La terza e la quarta sessione sono state ospitate a Fratta Polesine. Nel primo caso si è parlato di Fratta, una creazione di utopia, nel secondo di Cuccagna. Il convegno si è chiuso alla Concordiana con la quinta sessione sul tema Rappresentazioni di utopia. Al professor Achille Olivieri, coordinatore scientifico del convegno e docente di storia all'Università di Padova, abbiamo chiesto di riassumere i temi e i significati dell'iniziativa. Utopia e Cuccagna, nel loro sviluppo polesano, fra 5 e 700, hanno avuto una prospettiva che probabilmente possiamo definire il tentativo di creare attraverso numerosi dibattiti e numerose ricerche una, tra virgolette, società opulenta. Significa dignità di una vita armoniosa. Quindi Cuccagna non è affatto un tema puramente folclorico, ma è un tema che si collega al rinnovamento ideologico fra 5 e 700. Da diversi anni la Minelliana organizza convegni e produce pubblicazioni importanti. Al suo presidente Mario Cavriani chiediamo di spiegarci il significato di Cuccagna, il perché è stata scelta Fratta e come questo convegno rappresenta la continuità con le iniziative precedenti. Cuccagna ha il significato di una società in cui scompaiono la differenza tra le classi sociali e il taglio che abbiamo dato a questo convegno, l'utopia di Cuccagna, che sono dei concetti generali, l'abbiamo alla fine del titolo, il caso della fratta del Polesine, abbiamo cercato di tradurlo in una realtà piccola che però acquista una dimensione universale. Infatti Minelliana, che è un'associazione culturale, una specie di istituzione di storia patria, da oltre 40 anni sta portando avanti così la ricerca e anche la diffusione della conoscenza della storia del Polesine in maniera abbastanza organica, cominciando dall'età moderna fino ai nostri giorni. Chiudiamo con il professor Leonello Puppi, storico dell'arte medievale e moderna, esperto di Palladio, docente a Venezia, a cui chiediamo se è un'utopia pensare a una valorizzazione dei beni culturali polesani dalla frattese e palladiana Villa Badoera all'abbazia della Vangadizza di Badia Polesine. È notevole che, molto apprezzabile che questo convegno così importante abbia trovato una cornice perfetta in questa villa, che guarda è una villa non meno nobile e che sicuramente è ascrivibile ad Andrea Palladio. È un modo, mi pare, di valorizzare ulteriormente il patrimonio, non è vero, che questo territorio conserva, e provando nell'attualità. Ci sono altri casi di straordinari monumenti architettonici nel Polesine che meriterebbero di far la cornice nel momento stesso in cui ne venissero valorizzati e fatti meglio conoscere, e come ad esempio domani la Vangadizza